Buon pomeriggio amici di Sportisti, un saluto da Marco Gendoso qui per commentarvi l'ottava giornata di campionato. Si tratta della Juniores Under 19 regionale che vedrà affrontarsi Atletico Club Palermo, padroni di casa, e Partinico Audace. Le due squadre sono già in campo per completare il loro riscaldamento. Il riconoscimento già dovrebbe essere stato effettuato, dunque si aspetta soltanto l'arrivo da parte del direttore di gara. Poi finalmente avremo questi 90 minuti che potranno dare tante informazioni. Partiamo chiaramente dai padroni di casa, una squadra che al momento ha iniziato veramente benissimo il suo campionato, secondo posto con 16 punti raccolti fino a questo momento. Però bisogna sicuramente dare notizia dei dati, quelli offensivi, perché sono 30 gol, quelli realizzati in 7 partite, ma soprattutto le statistiche dicono che il Athletic Club Palermo, la formazione di mister Cipolla, è il miglior attacco del campionato. Insomma, è stata veramente benissima la stagione per questa formazione. Poi anche dal punto di vista difensivo non è una squadra che delude, perché al momento è la terza migliore difesa del campionato con 11 reti prese. L'ultima è stata una vittoria qui in trasferta, ma chiaramente di trasferta c'era veramente ben poco, quasi di trasferta a chilometro zero, oserei dire, contro l'Athletic Club, contro lo Sport Palermo, di 1-4. D'altra parte invece il Partinico Audace che sta completando anche qui il proprio riscaldamento con i classici tiri in porta. L'ultimo match faticato, infatti ha perso in casa contro l'ATF, risultato di 1-2. Adesso daremo anche informazioni sugli 11 di mister Cipolla. Tra i pali intanto De Martino. Adesso stanno arrivando proprio sul tornello per poi fare il loro ingresso in campo. Vedremo quindi in porta Cesare Di Martino, poi in difesa Lanza, Tarantino, Martino e Fiore, come chiaramente Samuele Martino e Ferdinando Fiore come centrali, poi invece Lanza a destra e Tarantino a sinistra. A centrocampo davanti alla difesa Pietro Viola, giocherà come numero 4 di conseguenza, poi Rosario Arcoleo sarà sicuramente al suo fianco. La batteria di mezze punte di mister Cipolla dovrebbe essere formata da Alberto Alessi, Mattia Clemente e Ismael Anania. Poi lì davanti Andrea Caruso. Vediamo se Alessi chi tra Alessi e Anania partirà a sinistra e chi a destra. Ricordiamo che questi due giocatori, ma anche chiaramente Di Giovanni che è in panchina, oppure l'assente D'Amico, sono giocatori che comunque giocano sia a destra che a sinistra, quindi mister Cipolla può sicuramente contare sul loro aiuto. Nel frattempo il direttore di gara sta portando le due formazioni al centro del campo. Vediamo i due capitani: da una parte abbiamo con la maglia numero 6 Gaetano Noto, dall'altra invece Mattia Clemente. Per lui 3 gol in questo campionato, forse ha bisogno anche un po' di sbloccarsi definitivamente per poi mettere il timbro sicuramente in più partite. Il migliore cannoniere al momento della formazione in maglia bianca è Cristian Ingallina, che però parte dalla panchina, dunque favorito al momento, preferito anzi Caruso, che comunque sta facendo una grande stagione. Vediamo il campo per i padroni di casa, quale sarà la parte di campo scelta. Dopo il fischio da parte di direttore di gara per i classici applausi prima di cominciare, poi finalmente 90 minuti e sapremo il risultato di questa sfida. Al momento il Partinico Audace sta un po' faticando in questo campionato, 6 punti raccolti fino a questo momento, ottavo posto con 16 gol fatti, 20 subiti. Difatti si tratta del quinto miglior attacco, però la terza peggiore difesa. Chissà che magari Athletic Club Palermo oggi non possa sfruttare proprio questo fattore per cercare di ottenere questi 3 punti che potrebbero significare veramente tantissimo, ovvero avvicinarsi sempre di più al San Giorgio Piana, che è a quota 19, che sembra veramente non voler sbagliare un colpo. Intanto anche qui il batticinque con la panchina, la formazione di casa con il Partinico Audace che va anche dalle proprie parti. Invece Athletic Club Palermo va dai propri compagni panchinari. Oggi proprio sulla panchina potremmo anche fare un grande discorso, perché il Partinico Audace al momento, secondo la distinta, ha soltanto 4 giocatori in panchina. Noi però ne vediamo 3 al momento, quindi dovrebbero essere soltanto 3 i panchinari, quindi addirittura anche un assente. Questo può essere sicuramente un fattore. Nel frattempo un minuto di silenzio con le due squadre che si sono già posizionate a centrocampo e noi chiaramente ci uniamo al minuto.
termina anche il minuto di silenzio. Adesso le due formazioni si schierano in campo. Vediamo come si schiererà invece la formazione in maglia verde delle parti Nicodaci. Intanto vi mostriamo il nostro scoreboard. E poi chiaramente vi ricordiamo che il cronometro partirà dall'istante del primo tocco, in questo caso della formazione ospite. Vediamo sicuramente con la maglia numero 10 Cristian Longo qui sotto la nostra postazione. Il cenno da parte del direttore di gara e adesso inizia anche la partita con il primo possesso per il Parti Nicaudace che la gioca con Calafiore dalle parti di Maniscalco. Ecco Noto, capitano di questa formazione, intercetta subito la palla Anania, poi viene fermato, poi il break di Viola. Un buon lavoro Scardina, Maniscalco. Palla di prima, sempre Scardina, scivolata di Viola che fa subito capire quale sarà la sua partita oggi. Tanto sacrificio come sempre. Al suo fianco infatti gioca Arcoleo. Poi chiaramente Martino e Fiore sono centrali, Lanza, Tarantino sulle fasce, in porta di Martino, insomma abbiamo anche detto la formazione e la scelta quindi dei due esterni con Anania che parte sulla sinistra, invece chiaramente Caruso lì davanti, Clemente come trequartista seconda punta, invece a girare sulla fascia destra Alberto Alessi. Dunque questa è la scelta delle fasce del mister Cipolla, ma sicuramente le cambierà partita in corso, l'ha fatto già diverse volte, chissà che non arrivi anche quest'oggi questo cambio. Intanto Alessi lotta con Calafiore, palla in rimessa laterale che lascia lì a Lanza, che poteva sempre uno dei più piccoli in campo. Prova a girarsi Arcoleo. Poi l'ultimo tocco è proprio di Arcoleo, dunque sarà rimessa laterale, un inizio con due squadre che sembrerebbero quasi volersi studiare di più. Il Partito Nicodace ha chiaramente tanto bisogno di punti. Poi Lanza, scontro con Calafiore, palla alzata, poi viene fermato qui Caruso da parte di Filippo Vitale, però giocherà già fermo, dunque calcio di punizione, fallo su Lanza, sarà dunque calcio piazzato con Martino che già chiama il pallone, vuole probabilmente sventagliare in mezzo, vediamo se effettivamente proverà questa giocata, se magari corto, Arcoleo si avvicina, invece Alessi si sta lasciando le scarpe. Martino, Arcoleo, sempre Martino, le finte, grande tecnico da parte del difensore che poi prova a lanciare alle spalle, si inserisce Caruso che può arrivarci, infatti ci arriva, carezza la palla, poi cerca i compagni in mezzo per Clemente che spreca malamente, ha avuto una grande occasione qui il movimento da parte di Caruso e questa è anche l'importanza di questo ruolo da parte di Clemente, perché quando Caruso si va a portare verso l'esterno e Clemente a girare al centro, di conseguenza avere l'occasione per poter centrare la porta, questa volta non gli è riuscita, però probabilmente questo sarà stato un movimento provato in allenamento con Martino che aveva visto lo scatto del compagno, poi palla in mezzo, Clemente ha sprecato tutto, però l'azione comunque rimane. Intanto Panzeri la tocca male, sarà dunque rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo con Fiore sul punto di battuta che però la lascia Tarantino. Va con le mani, poi anticipato Anania, la tocca a Panzeri, sempre a cercare l'inserimento di Longo, palla però direttamente di Martino su Di Martino. Fiore, pressione dell'attaccante, poi spalle alla porta Viola, si appoggia Tarantino, palla centrale, Clemente, buona qui la supponda, Viola, sempre Tarantino, palla lunga, a cercare Caruso, non si sono capiti con Clemente, poi quasi stava per sbucare Alessi e direttamente va lunghissimo Rizzo, poi Noto lotta con Alessi, questa volta è l'attaccante a commettere fallo, sarà dunque calcio di punizione per il Partì Nicodace che sembrerebbe essere partito anche bene, ovviamente dal punto di vista tattico ben messa in campo. Noto va lunghissimo a cercare l'inserimento, poi Lanza la tocca, Fiore allontana molto bene qui su Arcoleo che può portare azione in offensiva, poi cerca il rilancio su Anania col mancino, tocco sotto morbido che non entra veramente di pochissimo, qui grande azione dell'Athletic Club Palermo, che palla però di Arcoleo che con il sinistro aveva visto bene Anania, che poi è stato anche un po' sfortunato, sta sicuramente crescendo tanto in questo campionato del numero 11, lo sta dimostrando partita dopo partita. Intanto Arcoleo rimasto giù, Fiore si continua, Alessi la controlla, viene fermato dal suo avversario, poi la tocca sempre Arcoleo, si continua, Lanza, gara sempre subito molto fisica comunque, Clemente, buono qui il lavoro con il fisico, Arcoleo centralmente può puntare, scontro con la difesa, poi casca giù, si continua, poi c'è tanta confusione al centrocampo,
Panzeri ha lo spazio per poter partire, lo insegue Lanza, poi spara alla porta Maniscalco, anzi chiedo scusa, lo giudice, poi Alessi con la punta, cambia tutto, male questa volta, in fase di ripiegamento, puntuale Cascio, poi palla che quasi stava per favorire il compagno, poi sbaglia il portiere, Caruso, cambia tutto per Alessi, che forse poteva anche cercare la porta, aveva la possibilità decisamente di cercare il tiro d'attaccante, però questa volta è stato molto altruista. Poi il tacco illuminante sempre di Caruso, chiude invece Maniscalco in anticipo, la pressione comunque di Anania molto feroce, non lo vuole fare girare, poi non commette fallo, si continua, sempre Maniscalco che lavora con il fisico e poi scarica sul compagno, palla deviata, rimessa per il Partinico Audace che aveva un po' rischiato perché qui Rizzo aveva fatto un'uscita un po' scellerata, bucando l'intervento, per poco non stava arrivando, infatti proprio Caruso che in realtà è arrivato, poi però non ha calciato, ha cercato dall'altra parte Alessi, ma forse se avesse tirato probabilmente avrebbe anche centrato la porta. Tanto Noto, palla centrale su Marino, poi sempre Noto, rilancio, la tocca Tarantino, poi Nania prova a controllarla, ma palla già terminata in out. Rimessa con le mani, cercare poi Tarantino con la testa, allontana, Viola, mette una pezza abbastanza lunga, però questa volta direttamente da Rizzo. Palla lunga, cercare l'aggancio di Longo, la controlla bene, poi chiude Lanza, molto bravo. Sarà quindi rimessa laterale con lo giudice che andrà con le mani, Alessi non dalla distanza, ma adesso viene invitato anche dal direttore di gara, poi lanza di testa, Martino, scontro con Longo, gamba un po' troppo alta da parte del numero 10, chiede comunque scusa poi a Martino, sarà dunque calcio di punizione. Con Martino che probabilmente andrà a lungo, vediamo, però Lanza si avvicina, adesso un po' si allontana. Dopo 7 minuti è venuta una grande occasione da gol per l'Atletico Club Palermo con Anania che ha fatto il tocco morbidissimo, cercare di scavalcare il portiere, effettivamente c'era anche riuscito. Poi Clemente, buon contrasto, il taglio per Caruso, una grande palla da parte di Clemente. Forse è partito leggermente in ritardo qui Caruso, non si è trovato poi davanti a Rizzo per poi battere in porta. Si salva quindi il Partinico Audace che qui non aveva difeso benissimo perché comunque il taglio era stato perfetto da parte di Caruso proprio alle spalle del difensore. Sarà quindi calcio di punizione intanto con il gioco che si ferma. Avanza Noto, va lungo ormai come sempre, questi 7 minuti abbiamo visto tanti rilanci da parte del difensore, cercare Longo, poi lotta con Lanza, la tiene lì in campo il 10, palla che però viene accompagnata fuori con rimessa laterale che sarà quindi dell'Atletico Club Palermo con Lanza che con le mani cerca forse un appoggio dei compagni, trova però Martino, buono qui il suo aggancio, lancia lui centralmente, poi la tocca Marino, favorisce Cascio che sta per arrivare, poi la tocca Nania, attacco di Clemente, partito molto bene il numero 10 oggi, sembrerebbe essere veramente in partita, ha avuto una chance in realtà sbagliata, però sta comunque provando a rifarsi, lo sta facendo benissimo oggi Clemente. Tarantino, poi Arcoleo di prima, Clemente, col mancino, rischia tanto qui perché mette un po' in difficoltà in realtà Martino che però ha una grande padronanza e di conseguenza non si fa spaventare del pallone. Martino va a lungo a cercare proprio Caruso con la testa, poi Anania prova ad andare sul pallone, Noto allontana, poi Martino sempre con la testa, poi Alessi con lo giudice, intervento irregolare proprio di Alessi, sarà dunque calcio di punizione, gamba un po' troppo alta per il numero 7, sarà quindi calcio di punizione con lo giudice che lascia la sfera al compagno, si tratta infatti di Filippo Vitale che va proprio su lo giudice, palla lunga, Martino allontana, la giocata del Partinico ci sembra abbastanza chiara ormai in questi primi 9 di gioco, tanti rilanci lunghi e infatti Noto propone proprio questo, adesso ci sono due uomini lì, Longo guarda il taglio del compagno che può arrivare sul pallone, Martino lo porta verso l'esterno, cerca la scardina e il contrasto, poi Panzari, Longo guarda la porta, cerca il tiro e non era nemmeno male questa conclusione da parte del 10 che ha fatto girare il pallone, però per sua sfortuna non abbastanza per terminare dalle parti di Martino che si tuffa, però
non interviene sul pallone. Dunque prima occasione anche per gli ospiti al minuto 9 di gioco. Martino, sempre lui ad impostare il gioco almeno all'inizio. Fiore, Tarantino cerca e ottiene viola, contrastato da Scardina, commette fallo, dunque calcio di punizione. Anche Viola è un giocatore che è cresciuto tantissimo questo campionato. Solitamente indossa la 8, oggi invece la 4. Martino, le finte, qui rischia tanto su Panzeri, però come detto anche in precedenza, tanta padronanza anche nel dribbling da parte di Martino. Poi tanto Tarantino cerca Anania, il contrasto con Maniscalco molto duro, poi cerca di rubargli il pallone. Alla meglio però il difensore delle parti Nicaudace, poi lo aiuta anche sul raddoppio Viola, casca giù, prova a conquistare forse il massimo, infatti trova una rimessa però non per la sua squadra, sarà dunque possesso per l'Athletic Club Palermo, va con le mani rapidamente Tarantino, poi Viola, rilancio, Anani la controlla prima col piede e poi con la faccia, la tocca con la punta adesso, Arcoleo, può girare la sfera, trova Alessi, palla di ritorno, non era una brutta idea, però forse un po' male da parte del 7, che ha calibrato sicuramente non in maniera positiva questo pallone. Sarà dunque rimessa laterale per il Parti Nicaudace, che con una rimessa effettivamente non battuta al meglio. Sarà dunque cambio con Lanza e Alessi, che probabilmente duetteranno. Caruso, poi Clemente, finta di lanciare, si appoggia Caruso, sempre spalla alla porta, Lanza adesso la controlla, viene fermato da Longo che fa un grande recupero, adesso può partire, lo insegue Arcoleo, Longo è più veloce, poi Martino, contrasto, Arcoleo raddoppia perfettamente. Adesso Tarantino adesso si è accorciato tanto su quella posizione, cerca Anania, viene anticipato da Maniscalco. Al momento il match tra Maniscalco e Anania sta venendo vittorioso il terzino, però chissà che Anania adesso non risponda con qualche dribbling dei suoi. Sarà intanto rimessa con le mani, va Tarantino, Arcoleo la mette un po' in difficoltà, riesce comunque a controllarlo. Palla centrale, Arcoleo, Fiore, sempre Arcoleo, cambia tutto direttamente da Lanza, rilancio per Caruso che può arrivarci, viene saltato dal pallone, poi allontana anche Vitale, come sempre il lancio lungo per il Parti Nicaudace, che ormai abbiamo anche capito che la sua giocata, il suo modo di giocare è anche un po' questo, cercare di trovare la velocità degli attaccanti con questi rilanci offensivi, però una coppia ormai collaudata come Martino e Fiore sono sempre molto attenti, poi chiaramente l'aiuto di Lanza e Tarantino è fondamentale. Chiaramente poi c'è sempre Viola e Arcoleo fuori da schermo. Intanto Panzari rientra, cerca la conclusione con il destro, palla che termina fuori. Anche qui Di Martino a battere un po' le mani ai suoi compagni, forse a dire cercate di difendere un po' meglio, perché non può arrivare al tiro con questa facilità. C'è riuscito effettivamente Nicolò Panzeri con questa conclusione, non è perfetta dal punto di vista tecnico, però comunque lo spazio c'era. Fiore, Martino accarezza la sfera, poi rilancia tutto in avanti, la tocca lo giudice, l'anticipo di Anania, infatti si sono scambiati la posizione, l'abbiamo detto anche nelle nostre intro, che bisognava vedere la posizione di Anania e di Alessi. Effettivamente è partito Anania a sinistra, Alessi a destra, invece adesso si sono anche scambiati Clemente, Anania con il destro, poi Clemente, palla di ritorno, potrebbe controllarla all'11, viene fermato dallo giudice che fa un grande lavoro difensivo, poi si cerca e ottiene anche il calcio d'angolo. Sarà dunque azione ancora offensiva per l'Athletic Club Palermo, che potrebbe trovare un'occasione importante. Sul punto di battuta c'è Mattia Clemente, vediamo se crosserà bene. Martino è al momento verso, diciamo, la zona periferica dell'area di rigore, però sappiamo che solitamente parte dall'esterno per poi andare ad impattare con il terzo tempo. Va Clemente, battuta sul primo palo, poi allontanata, Martino contrasta, non riesce a tenere lì il pallone, c'è l'inserimento di Longo, qui grande la velocità da parte di Calafiore, anzi di Panzeri, che può puntare sul diretto avversario. Panzeri rientra, si appoggia, poi scardina con il destro, la prende anche qui male, però comunque tanto spazio concesso. E anche il Partito Nicolae bisogna dire che ha un gioco ormai chiaro, è stato anche detto in precedenza, però comunque funziona perché la velocità effettivamente di Panzeri, ma anche di Longo e di Scardina
è una velocità che può mettere in difficoltà la difesa di casa, e al momento sono già arrivati 2 volte alla conclusione. Intanto un rischio enorme di Arcoleo, che però ne esce veramente benissimo. Clemente regala il pallone, Longo, palla di ritorno, contrasta, sempre Longo, cerca di contrastarlo sia Lanza che Clemente, poi il tacco, la tocca Martino, prova a portarla sull'esterno Scardina con l'imbucata. Lanza capisce molto in anticipo questo pallone, infatti allontana con non il piede forte, anche aiutando Martino. Tanto Alessi salta un po', cerca di dare fastidio a Maniscalco, sarà quindi rimessa laterale per il Partinico Audace, che va lunghissimo per Panzeri, sempre molto cercato. Poi tocco, Martino buca, poi il contrasto di Lanza perfetto che salva i suoi. Arcoleo centralmente, Clemente si appoggia, Viola, rilancio per Caruso, sbaglia forse il tempismo il centrocampista, poi Martino sbaglia anche lui il tocco. Adesso un po' confuso Athletic Club Palermo, che non sembrerebbe aver cominciato benissimo questa partita, merito chiaramente anche del Partinico Audace. Longo, molto tecnico, rientra, lo aggancia Arcoleo, calcio di punizione, minuto 16 di gioco. Adesso calcio di punizione importante per la formazione ospite, che si avvicina dalle parti di Di Martino. Vittorio Gara indica ai giocatori che bisogna attendere chiaramente il suo fischio e poi chiaramente di portarsi indietro. Sul punto di battuta Panzeri, vediamo se andrà verso la porta o se invece cercherà una conclusione sui compagni, quindi un cross. Però la rincorsa sembrerebbe quella di uno che voglia calciare, invece va in mezzo, male però. Poi Capitan Noto rincuora il suo compagno dicendo comunque buona, poi le batti 5 anche con Calafiore. Martino intanto centrale, sbaglia il tocco e leggerezza divisiva del difensore. Panzeri sul sinistro, prova a rientrare, poi allontana Lanza, poi il raddoppio da parte di Arcoleo che vuole fermare il suo avversario, ci riesce, lotta da terra, poi Longo prova 2 volte Lanza e adesso Arcoleo si appoggia centralmente, Clemente, buono qui il suo velo, Caruso, Clemente, palla geniale per Alessi che può arrivare, poi la controlla con la coscia, Rizzo, e Clemente vuole il tiro da fuori. Sta per fare un gol incredibile Clemente. Il cognome che porta chiaramente gli permette di fare questi tiri anche un po' impossibili, perché possono entrare. Tanto Tarantino saggiamente non va sul pallone, lascia scorrere, batterà la rimessa laterale. Dunque minuto 17 di gioco, una partita al momento molto equilibrata, forse un po' di più il Partinico Audace, nonostante l'occasione migliore sia capitata però alla formazione in maglia bianca, che sembra un po' confusa, soprattutto nella fase di possesso iniziale. Pertanto Tarantino chiude molto bene in fase di ripiegamento, sarà quindi rimessa laterale per il Partinico Audace. Non ne sarà contentissimo mister Cipolla della sua squadra al momento. Controllati i primi 18 minuti, a parte l'occasione per Anania, non ha creato altre occasioni. Lo giudice cerca Longo, che però non riesce a tenere il pallone in campo, sarà dunque rimessa dal fondo per l'Athletic Club Palermo con Di Martino. La seconda occasione in realtà della partita di stampo bianco è stata quella per Clemente, non quella che abbiamo visto in precedenza con un tiro da fuori, ma il cross di Caruso nei primissimi istanti, con la conclusione errata però del capitano. Marino cerca Maniscalco, la tocca poi Viola, sarà quindi rimessa laterale per il Partinico Audace, che sta cercando di alzare il suo baricentro in questa partita. Athletic Club Palermo glielo sta anche permettendo, bisogna dire. Testa poi Noto, Clemente anticipato da Calafiore, poi si infuria qui Mattia Clemente perché chiedeva ai compagni di chiamare l'uomo. Effettivamente avrebbero potuto anche aiutare in questo frangente, lui non si è accorto del tackle da parte del numero 11, che infatti gli ha soffiato via la palla, poi Fiore la tocca solo per un istante, break di Arcoleo viene saltato, lo giudice attende la sfera, adesso può partire con il destro, scivolata di Anania che intercetta la palla, fa un grande lavoro. Vitale un po' in difficoltà col controllo, poi Lanza la controlla, cerca con la punta il passaggio, Martino, Viola adesso cerca di uscire dalla pressione, il dribbling di Tarantino forse era un passaggio però, poi col mancino tocca
Cascio, anzi Lo Cascio. Palla in rimessa laterale, dunque Arcoleo va incontro. Tarantino la tiene in campo, Viola, gioco con la suola, quasi da calcio a 5 per il centrocampista che trova Clemente, idea geniale per Anania che può anticipare ancora il portiere, ma va giù. Non c'è niente per il direttore di gara, che è un po' rischiato, effettivamente rischia con questa uscita alta. Anania sempre molto attento ad inserirsi spalle ai difensori per la palla geniale di Clemente. Questa è la seconda occasione per lui in 20 minuti di gara. Lo Giudice cambia tutto, poi Longo, forse palla terminata fuori ma si continua, l'ultimo tocco poi adesso di Anania, sarà dunque rimessa con le mani, verrà battuta da Lo Giudice con Longo che si allontana, poi nuovamente un errore in battuta da parte di Lo Giudice, il gara non ne perdona questi fondamentali, Lanza anche lui cambio. Lo Giudice di testa, poi Lanza, Clemente fa valere il fisico, poi il raddoppio di Calafiore che adesso cambia gioco, cercare il taglio alle spalle, poi Tarantino chiude molto bene, rischiando anche tanto. Noto il solito rilancio del difensore, questa volta non c'è nessuno, poi anche il giocatore è partito audace, abbiamo sentito una voce dire inutile dare questi palloni, però questi primi 20 minuti di gioco in realtà prestazione anche un po' funzionato per il partito audace che si appella a questo tipo di schema. Intanto sarà rimessa laterale per gli ospiti con l'ultimo tocco che è stato portato dalla difesa bianca. Rimessa con le mani, Scardina con la testa, non lo fa girare Fiore, grande lavoro difensivo, palla su Di Martino. Lanza, poi sbaglia il pallone, lo regala al suo avversario, Calafiore, punta la difesa, suola, Calafiore, col mancino prova con la punta, poi Martino allontana in due tempi a cercare Caruso, fa rimbalzare il pallone, Caruso la può prendere, ci arriva due volte, sempre Caruso ha la sfera tra i piedi, guarda i compagni, cambia lato da Viola che cerca una conclusione, smorza e chiude un po' troppo il suo interno, palla fuori. Però Caruso ha lottato contro 3 calciatori, è riuscito poi ad avere la meglio. Non è arrivato al tiro, però aveva trovato comunque un compagno. Intanto palla alta, Martino con la testa, mette un po' di difficoltà a Tarantino. Poi Clemente col tacco, Arcoleo può lasciare lì la palla, poi cerca l'imbucata per Alessi che si era effettivamente inserito. Viola centralmente, anticipato Clemente, Martino con la testa, poi Arcoleo contro due, non riesce a toccare la palla, poi Lanza, vede Anania che può puntare l'uomo, salta il difensore, poi cerca Caruso, due volte lo anticipa e poi cerca nuovamente di vincere il contrasto, questa volta non è fortunato, poi Martino, Lanza mette in difficoltà il suo compagno che torna direttamente dalle parti di Martino, adesso si è un po' accesa la partita al minuto 23 di gioco con l'Atletica che sta provando ad alzare i giri del motore. Clemente sbaglia, Lo Giudice la controlla, poi si appoggia, sempre Clemente in contrasto, allontana invece Noto direttamente su Di Martino che non ha difficoltà e poi si appoggia su Martino. Interessante la posizione di Panzeri che agisce come centrocampista ma sale praticamente a fare l'attaccante aggiunto, perché lo vediamo quasi accanto a Scardina. Scardina si destreggia molto bene sulla marcatura di Fiore che non affonda il tackle. Adesso Panzeri sbaglia il tocco, Clemente prova il tunnel, sbaglia quel numero 10, poi il tocco a cercare Scardina che guarda i compagni in mezzo, vuole un dribbling, non fa nulla Fiore, casca giù, tutto regolare. Di Martino può ripartire in velocità con Lanza, c'è Anania largo, non se lo serve adesso, controllo verso il centro del campo, si appoggia Martino, allontana per Caruso, ottimo che l'aggancio, perfetto del numero 9 che può partire in velocità, Caruso si ferma, sterzata, poi rientra, cambia gioco dalle parti di Clemente, tacco, adesso c'è Viola, si appoggia anche lui,
ha un po' sprecato l'azione il TD Club Palermo con un attacco possibile, invece aver addormentato la giocata. Poi Tarantino, anzi Clemente, va sul fondo, non è l'ultimo a toccare, sarà dunque calcio d'angolo. C'è la possibilità chiaramente di sbloccare il risultato con questo corner. Quelli di casa che vorranno certamente trovare questo gol. Al momento non sembra una partita positiva per i padroni di casa, che ci hanno abituato sicuramente a ben altro in questo campionato. Però complice anche il Partinico Dace, che sta giocando comunque una grande partita. Chiama uno schema intanto Clemente. Va sempre sul primo, male però, perché allontana Marino. Sarà dunque rimessa laterale sempre in zona offensiva per i padroni di casa con Tarantino. Accorcia Caruso. Tarantino si gira molto bene qui il terzino. Clemente di prima sbaglia, poi buca il controllo Panzeri e dunque palla direttamente su Di Martino. Adesso Samuele Martino che rilancia, cercare Caruso, palla che passa di testa lontana dalla difesa, poi ottimo qui Arcoleo per cercare sempre Caruso che scatta molto in velocità, poi Alessi lotta, calcia col sinistro sul primo, ha fatto bene a provarci ma è rimasto giù. Nel frattempo noto il capitano del Partinico Audace. Dopo 26 minuti di gioco abbiamo un piccolo break, risultato sempre di 0-0 perché si fosse sintonizzato in questo istante su Canali Sportisili. Nel frattempo rimane giù, ci auguriamo che sia tutto ok per il difensore del Partinico Audace. Adesso è calato anche il sole, dunque non c'è più caldo, c'è anche un po' di freschetto in realtà. Tempo acqua per Clemente e Lanza. C'è anche un piccolo momento di break con Viola che si toglie addirittura i guanti. Poi tutta la squadra a rifocillarsi dopo energie spese in questi primi 27 di gioco. Arriva anche Caruso che ha fatto tanti scatti, però questi scatti al momento non hanno portato ancora delle azioni da gol. L'aveva portata in realtà nei primissimi istanti della partita con quel passaggio a Clemente che però ha sprecato. Nel frattempo tutto ok per Noto che si è rialzato, lo vediamo infatti all'esterno del campo, è leggermente claudicante però, quindi chissà che magari non possa arrivare anche il primo cambio per la formazione ospite. Chiaramente potrebbe essere una perdita importante per il Partinico Audace che perderebbe il proprio leader. Martino di testa, preciso, adesso Alessi col mancino, cerca Caruso, non lo trova, poi Marino allontana con l'esterno, cercare un passaggio su Locascio che ha la meglio su Tarantino, poi però lo stesso difensore riesce ad anticipare, mettendo anche un po' in difficoltà Di Martino. Sarà calcio d'angolo però perché non è riuscito, anzi no, rimessa laterale perché Di Martino è riuscito a tenerla quantomeno in campo e farlo uscire poi non dalla linea di fondo ma dalla linea laterale. Sarà dunque rimessa per gli ospiti che comunque rimangono in zona offensiva. Adesso vediamo l'azione. Scardina, prova l'aggancio 2 volte, allontana Fiore molto bene di testa Marino, poi Panzeri, ottima partita, tacco illuminante, maniscalco, Calafiore, Marino lotta contro Clemente che ha la meglio, poi ripartire in contropiede, il passaggio su Alessi che attacca la porta, Alessi in totale rigore, Alessi calcia la prata del portiere, poi arriva Anania, viene anticipato da Clemente che stava andando a concludere, però anche Anania era sul pallone e rimane giù un giocatore. Sarà però calcio d'angolo. Vediamo se si tratta sempre di Capitan Noto che potrebbe aver preso un contrasto. Anzi no, perché non è Noto, perché lì lo vediamo effettivamente dentro la di rigore, si è ripreso del tutto e va anche immarcato su Caruso. Adesso sarà calcio d'angolo con il solito Clemente a battere, battuto i primi 2 calci d'angoli sul primo palo, adesso va sul secondo, ottimo colpo di testa
poi il vantaggio dell'Athletic Club Palermo che fa quindi 1-0 con Fiore che si conferma uno specialista di questi colpi di testa. Poi l'abbraccio bellissimo con Mattia Clemente, fa 1-0 l'Athletic Club Palermo. Adesso scaccia via anche un po' i fantasmi. Ottimo corner di Clemente che dopo i primi 2 calciati sul primo palo questa volta è andato lungo. Bisogna dire che ha fatto anche benissimo perché Fiore di testa è un giocatore molto bravo. A tempo Martino a colloquio riprende la posizione, poi contrasto di Viola, rischia un po'. Maniscalco, salta Alessi, palla centrale, Scardina, non lo vuole fare girare invece Arcoleo che aveva contrastato il suo avversario, si continua perché l'ultimo tocco è proprio del giocatore in maglia bianca, poi Tarantino mette una grossa pezza. Fiore, Martino, c'è largo Lanza, lui va direttamente su Anania, male però. Da parte di Martino, errore, non è il primo della sua partita, è anche un po' strano perché è un giocatore che assolutamente non fa errori. Poi si infuria Calafiore che dice al direttore di gara di avere effettivamente ragione. Lanza, rimessa, Martino, la controlla, palla di ritorno per il terzino che va su Clemente, suo l'assist, poi lancio perfetto per Caruso, allontana Rizzo. Questa non è la prima volta che si cerca questo tipo di palloni. Poi fiore di testa, Tarantino, allo spazio per poter controllare, rientra sull'Ocascio, si appoggia poi con l'esterno, Viola, Arcoleo, gioca bene adesso Atletico Palermo che ha preso anche un po' di coraggio dopo il gol degli istanti precedenti. Cercare Anania, in questo caso viene anticipato però da lo giudice che si è visto cambiare le proprie battute di rimessa in 3 occasioni. Sbaglia Panzeri. Arcoleo si addormenta sulla pressione di Calafiori, poi con Lanza rischia tanto qui Lanza che va un po' allargato il braccio, poi Lanza testa da parte di Lo Giudice, poi Marino allontana male questa volta, la controlla Alessi, finta, salta l'uomo, salta un altro uomo qui Alessi che guarda la porta, adesso può calciare, va sul mancino, allarga Clemente, cerca il tiro deviato, palla in calcio d'angolo, ci ha provato il capitano con questa conclusione a giro, non ha girato però abbastanza, complice chiaramente una deviazione, ma grande azione di Alessi qui, fatto vedere come creare la superiorità numerica in ottimo modo. Sarà quindi calcio d'angolo con lo stesso Clemente a battere, ha già trovato un assist in questa partita per Fiore, vediamo se pescherà nuovamente un'altra traiettoria perfetta. Cross è sempre sul secondo per Fiore, viene anticipato questa volta dal difensore, poi Alessi, conclusione col mancino, sbagliata però poteva provare in precedenza il tiro, non l'ha voluto fare, l'ha voluto fare invece adesso che era ben più complicato. Palla centrale, la controlla, poi Caruso va in anticipo, non arriva, poi palla su Scardina di dentro la velocità, poi Tarantino invece saggiamente lascia scorrere, rischia un po', però ci riesce. Viola. Tarantino centrale, Caruso spara alla porta, vince il match fisico, invece è Noto, poi palla su Scardina, direttamente su Di Martino adesso. Rischia tantissimo, poi Martino con l'esterno, Calafiori, Arcoleo, Lanza, che rischio per Atletico Club Palermo, poi l'ultimo tocco è di Longo, invece non per l'inizio di gara, sarà dunque rimessa per Lo Giudice. Lanza, Clemente, aggancia molto bene, poi prova a girarsi, cerca Anania che non la controlla, era anche un po' troppo profonda il suo passaggio, va Lo Giudice. Poi l'anticipo sbagliato di Arcoleo, Calafiore, vede una palla geniale per Longo che può crossare in mezzo direttamente su Di Martino che blocca senza troppi problemi, però che palla di Calafiore qui, che aveva trovato quasi con un tocco di calcio a 5 il suo compagno sulla fascia. Longo poi ha cercato di crossare ma non è riuscito. Arcoleo rischia sempre tanto in fase di impostazione, Martino per Caruso, la può controllare, la spizza di testa Anania, manca il controllo, poi Clemente
va sul destro, si appoggia, Anani le finte, viene fermato però dalla difesa, adesso Marino contrasta Clemente, molto bravo qui a dare fastidio al suo avversario Tarantino, poi Clemente di prima, Viola, Cercoleo vicino a lui ma non lo serve, Viola fa tutto solo, finta, seconda poi non è, riesce a passare, controllo, scontro con Tarantino, ma si continua, Longo carezza la sfera, la controlla molto bene in maniera molto dolce, poi va sul sinistro, scivolata di Fiore, molto rischiosa però anche ben fatta da parte del 6, e mette anche il pallone fuori con tanta sportività, il contrasto effettivamente molto duro però sul pallone da parte del 6, anche galvanizzato probabilmente dal gol realizzato, non è il primo della sua stagione, un giocatore che di testa si fa sempre vedere, nel frattempo viene restituito il pallone da parte delle parti cortacee direttamente a Di Martino, tanta sportività, al momento in questi 35 minuti non abbiamo visto interventi fallosi o comunque tutto nella norma. Fiore, gara molto molto corretta, chiaramente quello che vogliamo sempre vedere in ogni partita di questo campionato, chiaramente non solo. Clemente, buono qui il suo lavoro, lanza 1-2, poi Clemente allontana direttamente su Alessi, c'è la sua posizione di Viola, vediamo se lo serve, Alessi punta l'uomo, va sul sinistro, ha tutto lo spazio, Alessi cerca le traversone, viene fermato però dall'ottimo raddoppio della difesa con Marino che ha dato una mano a Noto. Sarà dunque calcio d'angolo, proprio un calcio d'angolo è arrivato il gol del vantaggio dei padroni di casa. Però forse non è calcio d'angolo, dovrebbe essere rimessa laterale, infatti è rimessa con le mani, però zona comunque offensiva. Con le mani Tarantino, non accorcia nessuno, si allontana Caruso, chiede infatti un appoggio, arriva l'attaccante, appoggia con il petto, poi la controlla ma non lo serve, Caruso va tutto solo, guarda la porta, cerca la conclusione, invece quasi diventa un cross per Anania, poteva forse provare anche il tiro a giro ma non se n'è sentito il numero 9, forse potrebbe anche cercare qualche volta questo tipo di conclusione perché conosciamo le sue doti chiaramente. Palla lunga, Martino in anticipo, grande lavoro e lontana, poi Lanza prova a tenerla in campo, non riesce, sarà dunque rimessa laterale con lo giudice che adesso questo è voto speciale anche per le rimesse, di gara ne ha già cambiate 3. Questa è perfetta però, Arcoleo controlla Anania, scontro con Calafiori, poi lo giudice, va in anticipo Lanza ma sbaglia, colpo di tacco a liberare, Longo punta la difesa in mezzo a due, Longo riesce a passare, poi raddoppio di Arcoleo perfetto, sempre Longo, cambia tutto, Scardina, guarda la porta, destro, sinistro, Scardina, ancora l'imbucata per Longo, la controlla, calcia! E palla che termina alta, non di molto, non c'è stata nessuna deviazione, grande occasione per il Partinico Audace che qui va veramente vicinissimo al pareggio, una difesa forse un po' troppo leggera adesso per i padroni di casa, il pallone è terminato fuori, Di Martino era comunque in direzione, sarà infatti rimessa dal fondo con il portiere che potrebbe appoggiarsi sui compagni, cioè vicino a lui Fiore ma anche Martino, potrebbe infatti appoggiarsi su uno dei due e sceglie Fiore, finte, Tarantino, poi sbaglia il tocco, Maniscalco, va in anticipo, buona qui la sua giocata, poi il rimpallo non lo favorisce, sarà però rimessa laterale. Tarantino direttamente fuori, quasi stava per prendere una macchina. Cambio di pallone dunque. Sempre azione offensiva per il Partinico Audace che comunque, nonostante la differenza in classifica, ricordiamo 6 punti per gli ospiti contro i 16 dei padroni di casa, ben 10. In realtà sta giocando a viso aperto una grande gara anche alla pari.
della seconda della classe. Intanto Viola allontana direttamente le parti di Anania, buono qui il suo aggancio con la coscia, prova a rientrare, poi viene fermato dallo giudice 2 volte, poi l'ultimo tocco e da parte di Anania sarà dunque rimessa laterale, pressione alta da parte di Arcoleo che funziona, poi Lanza con l'esterno cerca il compagno che però è stato preso in controtempo, lo giudice allontana direttamente su Panzeri, però di testa Martino mette una pezza gigantesca. Lo giudice con le mani cerca spazio lì davanti, Longo la tocca, poi Arcoleo non arriva, invece scivolata alla spizzata Anania. Pallone alto, Martino, perfetto e pulito come sempre, poi forse festone per Calafiore, si continua, Anania vuole il lancio per Caruso, poi fa una grande chiusura, invece Capitan Noto, Clemente sbaglia il tocco, Lanza sbaglia anche lui il passaggio, poi Panzeri è veloce, va sulla fascia, può rientrare Panzeri sul mancino, cerca il tiro, Di Martino blocca senza troppi problemi. Gioca! 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 Poi Di Martino direttamente con le mani aspetta forse il posizionamento dei propri compagni, salgono un po' tutti, si alza il baricentro della TD Club Palermo adesso. Va lungo Di Martino, cercare Alessi, non aggancia bene, ma adesso fa scorrere il pallone e poi parte in velocità, salta a maniscalco. Alessi punta l'uomo, si appoggia, Caruso, palla di ritorno perfetta, Alessi guarda i compagni, stava per arrivare Clemente, però fuori gioco da parte del direttore di gara. Qualche dubbio forse, perché sembrava essere in posizione regolare, però non per il direttore di gara, e dunque fischia il fuori gioco e si ferma questa azione ottima da parte di Caruso e Alessi, che avevano confezionato un'occasione importante. Testa Lanza, poi Arcoleo va giù, poi tocca con il braccio ma si continua, Longo da terra, magia, gioco fermo. Sarà calcio di punizione perché è stato commesso fallo da parte di Arcoleo, che l'ha toccata con il braccio abbastanza visibilmente, Di Otegale era molto vicino. Palla di Calafiore in mezzo, Martino allontana, poi spazza Caruso senza badare allo stile, Calafiore la aggancia e Clemente fa un brutto fallo qui. Cartellino giallo per il capitano, ma chiedere comunque scusa, ha cercato di levare il piede ma Calafiore gli ha nascosto la palla, poi lo ha travolto. Calcio di punizione dunque per il Partinico Doce, che si avvicina sempre di più alle zone difese di Martino. Adesso sia Panzeri che Scardina sul punto di battuta, vediamo se questa volta Lotto andrà verso la porta. Sembrerebbe essere così, perché comunque ha sistemato il pallone, adesso sta parlando col compagno, però se prima ha crossato, questa volta essendo più centrale, anche più vicino, potrebbe provare direttamente il tiro. Forse potremmo vedere uno schema con Scardina che tocca per Lotto. Vediamo, esce fuori Caruso dalla barriera, però Gara vuole fare rispettare tutte le distanze. Calcio di punizione dunque per il Partinico Doce, minuto 43 di gioco, con il tocco cercare per il compagno, si allarga e calcia verso la porta. Panzeri anche qui non la prende benissimo, lo schema forse non riuscito alla perfezione per il Partinico Doce, come c'è anche chiaramente la pressione da parte dell'Athletic, che si è fatta subito vedere uscendo dalla barriera, attaccando praticamente fortissimo sul possessore della sfera, che infatti non ha avuto nemmeno lo spazio per poter controllare bene. Palla lunga e solo Caruso, sombrero, Caruso guarda la porta sul destro, può calciare, viene spinto da dietro, si riesce comunque a rimanere in piedi, poi Caruso e la parata di Rizzo che rimane in piedi fino all'ultimo e poi fa una grande parata. Si continua però, Anania va sul destro, lo salta, poi riesce a portarlo sull'esterno, lo giudice, casca giù, tutto ok, rimessa dal fondo. Qui tanto rischio però per la difesa ospite, perché Caruso, se fosse andato a terra, probabilmente avrebbe preso un calcio di rigore. Lui è rimasto giù, è rientrato sul sinistro, ha calciato anche bene, però per sua sfortuna si è ritrovato contro un super Rizzo
fatto una grande parata, però grande qui il lavoro da parte dell'Athletic, che si è subito ritrovata con una super occasione in avanti. Palla lunga, Viola contrasta alla meglio sul rimpallo, poi Tarantino. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, ma sicuramente si recupererà qualcosa. Tarantino allarga dalle parti di Alessi, di prima Viola, una girata per Anania, poi Rizzo si dimentica la palla e poi la ritrova con tanta fortuna, chiaramente. Anania stava per arrivare, probabilmente non si aspettava l'errore del portiere, che va subito lungo, sbaglia però il tocco, Arcoleo, poi Clemente si fa anticipare, poi Calafrio cerca di suonare la carica per i suoi, sicuramente uno dei migliori per il Partinico Audace. Lanza va con le mani, rimessa perfetta, Caruso la porta verso l'esterno, poi viene tallonato da Vitale, riesce comunque a crossare, ringrazia Noto e poi rilancia immediatamente Martino, la tocca con l'interno, poi lanza di testa alla meglio, Arcoleo col mancino, Martino allontana direttamente su Anania che cerca la spizzata, non riesce a trovarla, poi lanza, aveva provato il rilancio, poi Rizzo direttamente con le braccia, Alessi aveva fatto un taglio direttamente dalla sinistra verso destra, non ha funzionato però questa giocata. Tanto pressione sempre di Alessi su Maniscalco che va lungo, scardina, la controlla, tallonato da Fiore che non vuole farlo girare, infatti ci riesce anche bene. Poi Marino, rimpallo, Viola, lotta, poi commette anche fallo il 4. Sarà calcio di punizione. Qui anche l'esperienza da parte del centrocampista che è venuto giù. Minuto 46 nel frattempo, siamo quindi ben oltre il tempo regolamentare. Il di gara non abbiamo visto quanto ha indicato di recupero, però il fischietto in bocca e dunque duplice fischio, finisce il primo tempo della sfida tra Athletic Club Palermo e Partinico Audace. Con il risultato di 1-0 decide al momento il gol di Ferdinando Fiore. Noi come sempre vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, perché ci sarà poi il secondo tempo sempre in esclusiva sui canali di Sportisi di questa partita. A dopo. La squadra mi è piaciuta, specialmente i primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono. Quindi ho detto ai ragazzi, non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio. Però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelli sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0 alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa, l'unica cosa che mi dispiace che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, perché se si sbaglia si retrocede, quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nei giorni di ritorno, le prime 10 partite, incontreremo tutte squadre alla nostra portata. Non dico che sono più forti, ma neanche più deboli, diciamo, tra virgolette. Quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che lo dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui,
fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che e loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente, hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento, e siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra è quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, sinceramente è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che in media perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora chiusolente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva, perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi. I complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e, come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio. E per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare. Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno e il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misil Meri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato, perché affrontiamo sabato una grande squadra. L'Athletic Palermo è una grande squadra, anche se anche loro hanno superato un periodo di alti e bassi, però sappiamo che è importante andare a fare il risultato lì, perché ripeto, noi dobbiamo guardare quella soglia della salvezza e poi vediamo quello che ci prendiamo. E anche sabato sarà una battaglia. Sì, noi lavoriamo insieme dal 31 luglio.
Anche per questo voglio fare i complimenti al direttore sportivo Ivano Vetere, che con un budget piccolissimo ha costruito una bella squadra, una bella realtà. Abbiamo cercato di guardare prima l'aspetto umano, abbiamo cercato uomini prima di giocatori, e poi sul discorso dello spessore caratteriale abbiamo cercato le caratteristiche che secondo me possono fare bene con il mio modo di interpretare il calcio. I ragazzi lavorano, hanno una grandissima fame, molti di loro, come hai detto poco fa, sono al primo anno in Italia, alcuni vengono da stagioni altalenanti, quindi per loro è tutta una rivalsa. Noi lavoriamo con grande voglia e intensità, perché per loro sanno che se quest'anno fanno bene è una cosa che si porteranno più avanti, quindi innanzitutto devono fare bene per loro e poi soprattutto bene per i compagni, perché costruire un grande gruppo è la base per poi mettere le capacità tecnico-tattiche. Come dicevi poco fa tu, sì, noi piace tenere palla, fare il nostro possesso, poi ci sono partite in cui giustamente ci adattiamo anche all'avversario con le caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario, però la nostra identità è quella: se è possibile giochiamo palla, stiamo corti, andiamo alla regressione, e poi come vedete dentro il campo i ragazzi, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita, e per questo voglio fare i complimenti anche al Mazzara, perché ripeto, in poco tempo si è ripreso e almeno ha battagliato, ci ha reso la vita difficile, e questo va dato atto ai ragazzi del Mazzara. Però noi siamo venuti qua consapevoli che dovevamo fare bene e questo percorso di crescita sta andando avanti. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa sfida che vede affrontarsi Athletic Club Palermo e Partinico Audace di 1-0, con la rete al momento decisiva di Ferdinando Fiore. Illustriamo lo scoreboard, poi chiaramente ricordiamo sempre che il cronometro partirà nel momento in cui ci sarà il primo tocco del pallone. Avete fatto un cambio con il Salvatore Di Giovanni, che potrebbe rilevare uno tra Anania o Alessi. Vediamo chi di due. Vediamo chi di due lascerà il terreno di gioco. Nel frattempo c'è anche un altro cambio, perché sta per entrare per il Partinico Audace con la maglia numero 7 Francesco Garufi. Dovrebbe essere uscito Locascio. Abbiamo sentito un 13, effettivamente è l'unico in campo. Adesso vi daremo conferma. Invece Di Giovanni, vediamo al posto di chi, perché non c'è Mattia Clemente, quindi il cambio per Clemente a girare allora come seconda punta. Dunque meno fisico però più tecnica in campo, con questo ingresso di Salvatore Di Giovanni, che è sicuramente uno dei giocatori più interessanti di questa formazione. Un grande campionato, a sorpresa dalla panchina. Nel frattempo Martino diventa il capitano con la fascia al braccio. Gioco al momento fermo perché manca forse qualcosa, forse la bandierina per il guardalini, non abbiamo capito benissimo in realtà, perché il titolare di gara è già in campo, con Caruso che sta continuando il suo riscaldamento anche per un po'. Guardalini è in gallina, dunque il capocannoniere di questa formazione, che è arrivato dunque. Ecco in gallina infatti che arriva, farà il guardalini dunque per questo secondo tempo. Lui che è al momento infortunato è sicuramente uno dei giocatori più importanti di questa squadra, non soltanto dal punto di vista tecnico, perché chiaramente è quello che ha fatto più gol, però dal punto di vista anche della leadership, perché è un giocatore che spesso e volentieri o indossa la fascia capitano o comunque un giocatore che si fa molto sentire in campo per grinta e carica, determinazione. Insomma, un giocatore molto molto importante. È arrivato anche lui adesso per il suo ruolo di quest'oggi. Inizia anche il secondo tempo con Martino che dà subito un rilancio lungo, Caruso con la testa, Garufi tocca il suo primo pallone, dribbling è sbagliato perché Super Viola riesce a fermarlo, poi Di Giovanni che lui tocca la prima volta il pallone, Alessi sbaglia il passaggio, Calafiore cerca il rilancio, la tocca poi molto bene Fiore, contrasto da Calafiore e Di Giovanni,
e fallo. Dunque calcio di punizione, una spinta tentata nel tentativo di non fare prendere l'equilibrio. Intanto Alessi può puntare, va sul mancino, lo salta più veloce. Alessi cerca un cross in mezzo, viene fermato forse sul più bello, poi cerca di toccare la palla al meglio delle proprie possibilità, ma non riesce a crossare. Sarà dunque rimessa dal fondo con Rizzo che si appoggia rapidamente da Noto, il capitano. Per lui tutto ok dopo il contrasto del primo tempo che aveva fatto quasi credere a un cambio. Fortunatamente invece si è ripreso. Intanto Longo lotta con Lanza, un duello che abbiamo visto praticamente per tutto il primo tempo. Adesso inizia anche in questa seconda frazione. Prova a rientrare Panzeri, la tocca a Viola che fa sempre grande lavoro in fase di interdizione. Si è posizionato praticamente al centro, tentativo di non fare passare questo pallone, ci è riuscito. Intanto Arcoleo per Caruso, fa forse un errore di quanto riguarda il suo aggancio, ma favorisce comunque Alessi dentro la porta. Alessi col sinistro, si è divorato incredibilmente questo gol. Avrebbe dovuto calciare sul secondo palo, ha scelto invece la conclusione sul primo. Ed errore da parte del numero 7 dopo un controllo non perfetto da parte di Caruso, che comunque è riuscito con un po' di confusione a servire il compagno, che però si è divorato questo possibile gol del 2-0 che poteva mettere decisamente in discesa la gara per i padroni di casa, ma si rimane sempre sull'1-0. Panzeri viene tenuto da Martino, vediamo se arriva il cartellino giallo, non arriva. Sarà quindi calcio di punizione, ti sarà voluto graziare il centrale dell'Athletic, che qui è un po' rischiato perché era una ripartenza. Probabilmente avranno notato, avrebbe sicuramente fatto valere il fatto che effettivamente ci fossero tanti metri davanti, dunque per questo non è stato dato il cartellino giallo, perché poi è stato un fallo tattico. Calcio di punizione, Martino 2 volte allontana, fa quasi meta, per citare un termine rugbyistico. Intanto di testa Noto, poi Alessi alla meglio su Maniscalco, prova a passare con il raddoppio, Alessi casca giù, invece Maniscalco, calcio di punizione, fallo di Alessi, gioco fermo. Sta cercando la migliore posizione Alberto Alessi. Rilancio lungo con il petto, la controlla Lanza, poi Anania può puntare, salta all'uomo 2 volte, rimpallo, poi ottimo del raddoppio da parte di Calafiore, che praticamente in ogni parte del campo, grande partita, poi si concede anche un buonissimo dribbling. Calafiore allunga col mancino, c'è in vantaggio Martino che allunga questa palla, poi Scardino la controlla con un po' di difficoltà, Arcoleo lo tallona, poi Martino molto duro, ma sul pallone esterno non ci arriva Nania, ci arriva però Arcoleo che va sulla velocità su Caruso, che è molto veloce. Caruso contro il portiere, Caruso guarda la porta, Caruso! Troppo facile per uno come lui, scatto sulla velocità e fa 2-0, palla geniale di Arcoleo. Riuscito a trovare questo raddoppio, c'era stato vicinissimo nel primo tempo con una conclusione mancina parata poi da Rizzo, è stato invece decisamente più fortunato con il piede forte questa volta, piazzando la sfera e facendo quindi il gol del 2-0 al 49esimo minuto. Adesso crolla il castello costruito dal Partinico Audace, che aveva fatto un grande primo tempo, però in questo secondo effettivamente risultava essere forse anche un po' in debito di ossigeno. Calafiore cerca il rilancio, Lanza chiude molto bene, poi Viola fa valere il fisico, scarica su Alessi, cerca un appoggio, Alessi si porta il pallone fuori. Va Maniscalco sul punto di battuta, rimessa con le mani, va a lungo, la tocca con il petto, quel poco che basta Garufi, ma poi trova comunque un'altra rimessa, sempre Maniscalco, cerca posizione Garufi, la trova, ma poi è l'ultima a toccare probabilmente, infatti anche per il direttore di gara, dunque rimessa laterale per
l'Athletic Club Palermo con Tarantino, rimessa perfetta, Di Giovanni, ottimo quel suo dribbling, poi scambia con Viola, Di Giovanni, azione offensiva, il taglio per Anania, era una grande palla quella di Di Giovanni, anche ottimo lo scatto da parte di Anania, che però non è arrivato sulla sfera, non per molto però. Martino lanza, poi Anania la tocca, Calafiore allunga con la testa, poi lanza, mette in rimessa laterale, sul punto di battuta lo giudice, allontana la Lanza, può arrivarci Caruso che va in anticipo, lo scontro con Vitale, palla poi che ha visto l'ultimo tocco maglia verde, gancio con il petto intanto per ingallire. È pronto un altro cambio per il Partinico Audace. Falso ingresso Samuele Caccamo al posto di Calafiore. Che va direttamente negli spogliatoi, farsi la doccia. Una grande partita per il numero 11, che effettivamente ha giocato bene. Forse non si aspettava questo cambio. Palla su Alessi, aggancio, guarda il taglio di Caruso, era una grande palla, Rizzo in anticipo, poi scarica su Noto che va lunghissimo a cercare Scardina, lo tocca però Fiore. Maniscalco sul punto di battuta, chiama palla Garufi, la vuole sul petto. E infatti va da lui, però poi la tocca con la testa, palla direttamente in rimessa laterale, dunque Tarantino potrà ripartire con il possesso in maglia bianca dell'Athletic. Con l'esterno, poi Garufi, Panzeri, le finte, palla rimane lì, ruletta di Arcoleo molto elegante, può ripartire adesso Di Giovanni, vede il taglio, Alessi, buono qui su aggancio, guarda i compagni, poi guarda la porta, Alessi col sinistro, prende male questa palla, ha provato. Poi Di Giovanni da un cenno al compagno, una pacca sulla schiena. Ha fatto bene a provarci qui Alessi, però forse se avesse lasciato con il destro, ovviamente avrebbe avuto maggiore possibilità di centrare la porta, col sinistro da lì non ha trovato la direzione corretta. Scardina cerca il tocco, poi la tocca a Garufi, Lanza in anticipo, poi Anania con la testa, Panzeri rientra, grande giocata con la suola, poi viene fermato 2 volte, la tocca Anania, poi Arcoleo sbaglia il tocco, lotta con Scardina, alla peggio, poi l'appoggio tentato ma non ottenuto, poi Caruso, grande il suo lavoro come sempre in fase quasi da pivot per citare il calcio a 5, intanto Caruso va sul destro, si è allargato un po' troppo forse, poi cerca il traversone invece per Di Giovanni, aveva anche impattato bene il numero 18, però direttamente tra le braccia di Rizzo, però grande azione di Caruso, come sempre si conferma molto importante per la sua squadra. Arcoleo, Caruso, buono il suo lavoro, poi Di Giovanni in ritardo questa volta, ecco è fresco invece Caccamo che cerca l'appoggio sui compagni, non arriva, poi una volata con l'anticipo di Tarantino che va direttamente in rimessa laterale, dunque non vuole rischiare nulla il terzino, mette palla fuori e concede poi l'attacco al Partinico Audace che dunque si affaccia con Maniscalco. Poi Tarantino, gamba un po' alta, non per il direttore di gara che dunque non fischia nulla. Va a girarsi Scardina, mi rischia tanto, poi è molto vicino anche Tarantino, Martino allontana, si continua, poi Tarantino va giù, Panzeri, calcio di punizione. Nel frattempo sta per entrare Corsino al posto di Anania, se abbiamo sentito benissimo dalla nostra postazione, un cambio che probabilmente farà presagire un cambio di modulo da 4-2-3-1 a 4-3-3, probabilmente con
Di Giovanni che si allargherà, invece Corsino giocherà a centrocampo per dare maggiore manforte ai compagni, giocando probabilmente a fianco di Viola e di Arcoleo per un centrocampo tutta corsa e tecnica. Si è levato anche la felpa, dunque Corsino sta per entrare. Sarà probabilmente l'ultima occasione per Anania per potersi iscrivere nel tabellino della partita. Tanta corsa, buoni dribbling, mancato il gol o l'assist. Tanto cerca il tiro Panzeri, brutto tiro. Dietro, mezzala a destra, Arco, mezzala a sinistra, 4-3-3. Sentite anche la voce, effettivamente, dunque abbiamo indovinato il cambio di modulo 4-3-3 con Viola che giocherà come mezzala destra, invece Arcoleo come mezzala di sinistra, invece Corsino giocherà come vertice basso, dunque fuori Anania, dentro proprio Corsino. Poi tanti applausi per Ismaele Anania, grande partita come sempre, si accomoda in panchina. Nel frattempo si riscalda Rocco Billeci, sarà lui il prossimo ingresso, probabilmente lì davanti al posto di Caruso. Tanto palla lunga, di Estala, tocca a Marino, poi Lanza, tentativo di Lo Giudice che pesca direttamente Longo, sempre molto tecnico, va a rientrare Longo, va sul sinistro, adesso sul destro, Longo salta tutti, la tocca con la punta per il compagno con Garuffi che aveva tentato questa conclusione, è stato fermato però dall'ottimo intervento difensivo da parte dell'Atletic. Poi Arcoleo, Fiore, anzi Tarantino, sbaglia tutto, poi commette fallo, si continua, si gira, Garuffi, ma destro improvviso, la blocca Di Martino, però grande azione da parte di Caudace che si fa vedere lì davanti, anche complice una disattenzione difensiva da parte dell'Atletic che non è stato perfetto questa volta. Martino va lunghissimo Martino di testa, molto bene chiude la difesa con Vitale, poi tocco con l'esterno sempre per Caruso che è molto veloce, stava per arrivare pure su questo pallone, chiede scusa Arcoleo, autore di un grandissimo assist in precedenza proprio sul compagno, e poi Rizzo va lungo, Scardina aggancio, poi Viola commette fallo, dice di no Viola, però di che era molto vicino. Minuto 58 della partita, sono 3 giocatori che si riscaldano, uno è Billeci, doppio passo, Panzeri allarga, sbaglia tutto, poi allontana questa sfera Lanza, Manis, Lo Giudice cerca il traversone in mezzo, chiude invece Corsino uno dei suoi primissimi palloni toccati. Scardina si gira col mancino, apparecchia per Longo, aggancio Longo e poi la parata di Di Martino che rimane in piedi fino all'ultimo, la prende con il polso sinistro, se non abbiamo visto male, grande parata del portiere con Longo che sembrava aver fatto un controllo non perfetto, poi in realtà però con la sua velocità è riuscito a calciare direttamente in porta, ma con grande abilità del portiere ferma tutto, e dunque il risultato sempre di 2-0, minuto 59, traversone in mezzo, allontana Martino, sempre molto puntuale in questi colpi di testa, poi Alessi cerca di tenere il pallone in campo, non riesce, con Maniscalco, Noto, Martino, che le prende tutte lui in fase difensiva, palla in rimessa. Adesso Maniscalco cerca i compagni in mezzo, avvicina su Panzeri, si appoggia Maniscalco, traversone in mezzo con il colpo di Martino, provvidenziale perché alle sue spalle c'era Scardina pronto a intervenire direttamente dalle parti di Di Martino, invece il numero 5 è riuscito ad anticipare tutto mettendo il calcio d'angolo, concedendo probabilmente il male minore in questo caso. Sarà dunque corner con Panzeri sul punto di battuta, proprio su quel calcio d'angolo è arrivato il gol di Fiore in primo tempo, poi arriva il colpo che è stato tentato con la girata, palla rimane sempre lì, si impenna, poi allontana Viola, anzi allontana Di Giovanni, poi Viola, break perfetto da parte del numero 4 che pesca sulla velocità Caruso che cerca il cross in mezzo, si chiede forse un tocco con il braccio ma non per dietro di gara, Di Giovanni rientra, scarica sul compagno, Caruso di prima, 1-2, Arcoleo
il tocco cercato forse per anticipare il portiere ma non riesce, poi ficca la conclusione Viola. Tarantino col sinistro, può calciare, Rizzo compie un grande miracolo, ma ha fatto benissimo a calciare qui Tarantino, va allo spazio col suo sinistro, non se l'è fatto ripetere 2 volte, ha messo in serie difficoltà il portiere che ha fatto una grande parata volando sul palo lontano, ma dunque va vicinissima al 3-0 l'Athletic. Forse nel momento migliore del Partinico Dace stava per trovare il tris, la squadra in maglia bianca. Lo giudice. Tanto si accendono le luci dal calcio Sicilia, poi Fiore perfetto in fase difensiva, dovrebbe essere stato anche non l'ultimo a toccare, infatti rimessa per l'Athletic con su Arcoleo che Piacenza ha avuto l'occasione del 3-0, lotta con Caccamo però commette fallo Lotto e dunque calcio di punizione, ma c'è un cambio per il Partinico Dace con l'uscita di Vitale al suo posto. Entra Simone Viola. Questo è il cambio, dunque dentro Viola, fuori Vitale per il Partinico Dace. Sarà quindi calcio di punizione con Panzeri sul punto di battuta, da qui sicuramente cercherà un traversone in mezzo, chiama la palla a Scardina, viene anche marcato però stretto da Martino, poi dentro la rigore anche il numero 4 Marino, poi il neoentrato Caccamo, chiamano schema, pallone morbido in mezzo, allontana di testa molto bene Arcoleo, poi palla alta, vince il rimpallo Alessi che è più veloce, può scattare sulla velocità, viene inseguito anche da Noto, Alessi può arrivarci, ci arriva, può rientrare adesso con il sinistro, poi non si appoggia sui compagni, lo fa adesso su Caruso, Tarantino sul sinistro, poi chiude molto attentamente Capitan Noto con tanta rabbia agonistica. Sarà rimessa per Tarantino, intanto sta per entrare Billeci. Tarantino va lungo, poi Caccamo sbaglia il dribbling, poi allontana direttamente Marino, Lanza la controlla con il petto, poi si appoggia dalle parti di Di Giovanni, aggancio perfetto del numero 18, rientra sempre molto elegante, poi riesce a farsi toccare la sfera dall'avversario, dunque rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo che quindi riparte con Lanza. Allunga, perfetto per Caruso, questa volta non ci crede ed è strano perché un giocatore come lui solitamente crede su tutti i palloni, specie quelli in velocità, perché è un po' la sua giocata preferita, andare sulla profondità. Poi Caccamo, Tarantino fa un grandissimo lavoro, si concede anche un dribbling e pure un secondo, anche un terzo in realtà. Tarantino, grande qui la sua giocata, poi cerca il tocco a liberare Alessi, contrasto Tarantino che parte dal numero 3, avanza con la suola, scarica su Alessi che può cercare il pallone in mezzo, trova il compagno, poi conclusione perfetta di Caruso che apre il piattone, fa doppietta personale ed è 3-0. Grande merito del gol va dato sicuramente a Tarantino che qui prima ci ha regalato 2 grandi dribbling, ma poi dopo aver sbagliato il passaggio è andato a recuperare la sfera con un contrasto precisissimo, palla su Alessi e poi in mezzo Caruso, non se l'è fatto dire 2 volte. Nel frattempo sta per entrare con la maglia numero 16 Rocco Billeci, al suo posto uscirà un super Viola, ormai diciamo quasi in ogni partita, è sempre uno dei migliori in campo, tanta intensità, grinta, quantità e si merita veramente tantissimi applausi questo giocatore. Lascia il campo anche felice, probabilmente la prestazione l'avrà convinto. Dunque Billeci va a centrocampo, dunque sempre 4-3 per l'Athletic, con Billeci che probabilmente però avrà dei compiti forse un po' più offensivi rispetto a Viola, perché effettivamente sia Corsino che Arcoleo sono centrocampisti difensivi, invece Billeci potrebbe avere anche magari maggiore spazio per attaccare, vediamo effettivamente se sarà questo quello detto dal mister Cipolla. Tanto Caruso spala alla porta, si gira con l'esterno, sempre Caruso, viene raddoppiato poi da Garufi. Sirocco! Va bene!
no, va bene. Panzeri, Tara, sveglio, Tara. passaggio sbagliato, poi Arcoleo pulisce il pallone, poi lancia direttamente alle parti di Caruso, Rizzo in anticipo, poi Caruso stava per fare la giocata di qualche partita fa, dove però è stato veramente sfortunatissimo non trovare quel gol, lo stava per rifare oggi, sembrava veramente analoga questa azione, questa volta però è scivolato forse nel momento più bello, tanta sfortuna, poi una rimessa di Lo Giudice non perfetta, di Torigara non fischia il cambio. Sì, Albe, va bene qua, calma, Albe. Piano, non ti imbuca, Albe, non ti imbuca. Vita, anzi, chiedo scusa, Marino. Vieni, va bene qua. Sì, scappa. Poi il rilancio in avanti a cercare Caccamo che fa scorrere questo pallone, può calciare, Caccamo si gira, va sul destro, salta Tarantino, Caccamo e poi viene chiuso perfettamente da Fiore, che non concede veramente nessuno spazio lì dietro. Sarà quindi corner per il Partinico Audace al minuto 66 di questa partita. Mancano 24 di gioco, poi sarà triplice fischio, chiaramente si recupererà qualcosina. Forte Rocco! Cross in mezzo sul secondo palo, troppo profondo, poi lontana di Giovanni. Cerca la conclusione direttamente sul secondo palo. Battezza saggiamente fuori invece Di Martino, non abbozza nemmeno un tentativo. Palla in rimessa dal fondo, minuto 67 di questa partita. Mancano 23 minuti, poi qualcosa chiaramente da recuperare ci sarà. Non ci sono state molte interruzioni, però tra cambi e gol qualcosa sicuramente verrà recuperata. Intanto Martino va lunghissimo. Seconda, sale! Caruso di testa precisissimo, Di Giovanni attacca molto alto, Di Giovanni guarda la porta della compagna in mezzo, Vettel fa un mix in realtà tra un tiro e un passaggio, anzi tra un dribbling e un passaggio, perché non trova Caruso, probabilmente era quella la sua idea, ma non è riuscita. Sarà quindi calcio d'angolo con Billeci sul punto di battuta. Martino va dentro l'area di rigore, invece rimane dietro Tarantino. Cross di Billeci sul secondo palo, Martino si divora il gol, aveva fatto un terzo tempo perfetto, però forse non l'ha impattata con la fronte piena, l'ha presa quasi con la fronte ma nella zona prossimale, quindi quella più vicina al cranio, quindi dal punto di vista craniale in questo caso. Se avesse probabilmente presa con la fronte piena avrebbe anche trovato il gol del 4-0, tanta sfortuna per Martino, che adesso va a chiudere su Scardina, vince il match fisico con il numero 9, poi batte 5-3-2. Rimessa con le mani Lo Giudice, anticipato da Lanza, anche lui oggi non sta concedendo praticamente nulla su quella fascia. In realtà entrambi i terzini, sia Lanza che Tarantino, sono stati stati molto attenti ad aiutare Fiore e Martino. Dribbling su Di Giovanni, Panzeri, grande la sua giocata, va sul mancino, spesso può rientrare, lo fa 2 volte, Panzeri viene chiuso, però questo Di Giovanni può scattare sulla velocità ma viene fermato da Viola. Rimessa Marino, lancio per Tarantino che poi chiude con la testa, Corsino buono il suo lavoro, poi si conquista anche un calcio di punizione, fa tempo anche tiro tentato da Longo, gioco chiaramente fermo, minuto 69, risultato di 3-0. Al tempo sono pronti anche altri 2 calciatori per l'Athletic, probabilmente vedremo altri 2 cambi da qui a pochi minuti. Martino, Alessi, buono quel suo lavoro, c'è accanto a lui Arcoleo. Tarantino vede Alessi, poi l'anticipo di Maniscalco e qui favorisce quasi Di Giovanni che la controlla molto bene, poi spalla la porta, si gira, Corsino, buono quel dribbling, Corsino cerca il tiro col mancino direttamente dalle braccia del portiere, però fa bene a provarci Corsino, è fresco. Colpa di testa di Martino che è perfetto in fase difensiva come sempre, poi palla lunga, cercare Caccamo, accorcia Tarantino ma arriva anche il raddoppio di Arcoleo che fa un contrasto perfetto, poi sbaglia Tarantino 2 volte ma riesce a vincere anche il rimpallo. Tarantino, Arcoleo, c'è spazio per creare una nuova azione, poi si gira benissimo Billeci, buona qui la sua giocata, parecchia per Di Giovanni, controllo
po' difettoso, poi sbaglia il dribbling. Minuto 70 di gioco, 3-0 risultato. Rimessa con le mani, sponda le finte di Giovanni, vuole il mancino, poi si appoggia dalle parti di Tarantino. Arcoleo ha lo spazio su tutta la fascia sinistra, ma non ne vuole prendersela, cerca invece l'interno, poi si appoggia con Fiore. Tarantino, palla di ritorno, il dribbling perfetto, conclusione sul primo palo di Alessi, che ha provato col sinistro una nuova occasione da gol, non riesce a trovarlo, però un po' di sfortuna per lui, una buona gara, però fatto un cambio. Dunque Alessi si appoggia dalle parti del compagno, Arcoleo pesca in mezzo, colpo di testa di Tarantino, 2 volte cerca poi i compagni, trova Martino, traversone molto morbido, ma il colpo di testa e arriva il gol anche per Alessi. Perfetto lo stacco, perfetto anche l'assist di Martino, 4-0. Trova anche il gol e finalmente possiamo dire Alessi, che ci è andato vicino in diverse occasioni, tanta sfortuna prima con il suo sinistro, adesso con la testa è stato precisissimo e trova il poker in questa gara. Tempo, ci sono dei cambi, fuori Arcoleo con la maglia numero 8, farà il suo ingresso invece Mattia Scanio, e poi con la 19 entra anche Vincenzo Busardò. Super Arcoleo oggi, ma non è una novità, chiaramente tutto il campionato che gioca queste prestazioni incredibili. Poi esce anche probabilmente il man of the match di questa partita, Caruso, 2 gol, tanto lavoro sporco, tanta corsa, entra Vincenzo Busardò. Panzeri allunga per Caccamo, di testa chiude Tarantino, poi Alessi che ha tolto il gol, l'ultimo, quello del poker, palla direttamente per Busardo che lascia scorrere su Tarantino, traversone, poi arriva dalle parti di Billeci che guarda la porta, prova forse un tiro, ci prova adesso, deviazione, poi la tocca con la coscia, riesce comunque a tenerla lì, poi chiude invece Panzeri che nonostante il risultato comunque ha fatto una grande prestazione. Lui e Calafiore probabilmente i migliori del Partinico Audace. Messa con le mani, Busardo buca l'intervento, Rizzo blocca. Marino, anche per lui non una partita cattiva, il risultato chiaramente non è favorevole. Caccamo, Tarantino allontana senza badare allo stile, Viola, palla centrale, ottimo qui il gioco da parte di Scardina che libera il compagno, lo Giudice va sul fondo, traversone in mezzo, anzi si tratta di Panzeri, ha provato questa volata sul lato di sinistra, non trova però nessuna deviazione, sarà dunque possesso per l'Athletic Club Palermo, che può anche giocare un po' col cronometro, risultato che chiaramente lo permette. 4-0, poker, sempre più miglior attacco di questo campionato con 34 gol fatti. Si è sbloccata decisamente la formazione di casa, che adesso è all'inseguimento del San Giorgio Piano. Martino, poi lotta con il fisico, Busardò conquista un calcio di punizione, fallo di Viola. Buon lavoro da parte dell'attaccante, qui fa valere il fisico, si mette davanti, poi va giù nel momento in cui l'avversario lo tocca. Billeci carica la conclusione, troppo alta, palla fuori, ci ha provato anche lui, vuole iscriversi sul tabellino dei marcatori, non ci è riuscito però ancora, c'è tanto tempo. Mancano infatti 15 minuti alla fine del match, il risultato che ormai sembra compromesso per gli ospiti, invece è abbastanza in serenità per i padroni di casa, che sono vicinissimi all'ennesima vittoria di questo campionato. Ricordiamo, secondo posto, andrebbero a quota 19 punti in campionato. L'inseguimento è chiaro ormai al San Giorgio Piana, capolista in questa categoria. Intanto Billeci allarga dalle parti di Giovanni che prova il destro,
calcia male, però fa bene comunque a provarci, un giocatore come lui molto tecnico, anche con una buona esecuzione di tiro. E anche il parte di Kodace è un po' mollato, bisogna dire, perché lo si vede anche da queste piccole azioni. Non c'è molta fretta nemmeno di rimettere il pallone in campo. Pallone lungo, Caccamo, la tocca con la testa, poi Tarantino va in anticipo, pressione di Garufi, però non riesce. Tarantino sbaglia l'appoggio Alessi, poi Scanio prova a rubare la sfera, poi contrasta, ha quasi trovato il pallone Busardo, buon lavoro. Alessi può partire il numero 7 in velocità. Alessi vede col mancino il taglio di Busardo che fosse in posizione irregolare, invece no, si continua. Busardo, palla in mezzo, la tocca, poi favorisce il tiro perfetto di Pillecci, che non se lo fa dire due volte e cala la manita. 5-0 per l'Athletic Club Palermo, che adesso è veramente in netto dominio della gara. Era una grande palla quella di Busardova, ha tentato l'inserimento di Giovanni, che ha effettivamente toccato, quindi forse in termini di assist, anche se chiaramente fortuito, dato probabilmente al numero 18, però il gol è comunque sicuramente è di Billeci, che fa quindi la rete del 5-0 dopo un primo tempo abbastanza equilibrato. Adesso è venuta fuori anche un po' la differenza in classifica, i cambi sicuramente possono aver fatto la differenza. Oggi il Partito Kodace comunque si affacciava al match non al 100%, tanti assenti, soltanto 3 cambi. Noto, c'è vicino a lui Viola, non lo serve Panzeri, anzi chiedo scusa, Scardina. Rilancio, tocca Billeci, poi palla lunga, deviazione, rimessa laterale. Messa con le mani, viene battuta rapidamente, poi Busardo va incontro, buona qui la sua giocata, si appoggia poi con l'esterno. Tarantino, dribbling, l'ennesima sua partita. Centrale, Scanio, buono qui il suo lavoro, si appoggia male però su Billeci, che forse non aveva fatto il passo necessario. Poi azione di Longo, molto tecnico, rientra, salta tutti, raddoppio perfetto dell'Athletic, poi cambia gioco, ma lo fa male perché Lanza è in anticipo. Buono qui il lavoro anche del terzino, ha fatto una partita molto attenta, concedendo veramente pochissimi spazi. Di Giovanni sbaglia il passaggio sul compagno, poi sempre Longo, attacca, passettini per lui, Lo Giudice, cerca il pallone a rimorchio, la tocca, Garufi, vuole i compagni, vuole appoggiarsi, c'è Marino ma non lo serve, Garufi fa tutto solo e cerca la conclusione, Marino si infuria, infatti andando dietro, poi Caccamo e qui Scanio commette una leggerezza difensiva concedendo un calcio di rigore sul risultato di 5-0, poteva portarlo decisamente sull'esterno, invece voleva rubargli il pallone a tutti i costi, commette fallo, calcio di rigore. Adesso vediamo chi batte. Panzeri sul tiro, sul dischetto. Sfida Di Martino, vediamo se parerà questo calcio di rigore. Fischio, Panzeri, la piazza perfettamente sotto l'incrocio, fa 5-1, rende chiaramente meno amaro il passivo, però il risultato sembra praticamente compromesso per gli ospiti. Il gol di Panzeri, l'abbiamo detto anche durante la nostra telecronaca, sicuramente uno dei migliori di questa formazione, però il risultato non lo favorisce perché 5-1 per l'Athletic, che è nettamente in vantaggio, anche con grande merito per la prestazione. Concesso soltanto un calcio di rigore, poi dal punto di vista difensivo non ci sono state delle conclusioni degne di nota, forse 2 tiri nel primo tempo in realtà, però entrambi i casi comunque terminati fuori.
Busardo, c'è il lavoro di Alessi che si sovrappone. Busardo va sul destro, rientra, fa tutto solo, cambia gioco con il tacco, prova Billeci. Di Giovanni, guarda la porta, rientra, apparecchia per Billeci. Alessi, poi scucchiaiata in mezzo e colpo di testa da parte di Giovanni, ma magia di Alessi qui, che col sinistro ha trovato una palla geniale per il compagno. Da esterno a esterno, colpo di testa puntuale di Di Giovanni, ma che palla comunque, l'aveva visto inserirsi con qualche istante prima. Noto non ha spazi, si appoggia adesso sul compagno con Scardina che ha arretrato molto la sua posizione. Panzeri si allunga la palla, poi scivolata di Martino, anche qui molto rischiosa del calcio di rigore. Calcio di rigore, il secondo in pochissimi istanti. Anche qui una leggerezza difensiva di Martino che anche qui poteva accompagnare sull'esterno del suo avversario, ha voluto invece fare un tackle, forse tanta sicurezza per il centrale che questa volta ha commesso fallo. Ed è dunque secondo calcio di rigore e va questa volta Scardina, non Panzeri, che dà anche un bacio al compagno per caricarlo. Dunque, bellissimo gesto, chiaramente. Non molla il Partinico Dace che potrebbe riaprire la gara. Questa è un po' una costante degli ultimi minuti per Atletico Club Palermo, che spesso e volentieri negli ultimi istanti tende un po' ad allentare la presa, e si nota perché è il secondo calcio di rigore della partita. Dal dischetto va Scardina, dunque non Panzeri come prima, va un altro giocatore dagli 11 metri. Scardina contro Di Martino, la piazza e non sbaglia nemmeno lui. 5-2, esecuzione perfetta per il numero 9 che non calcia come il compagno, però comunque trova lo stesso esito, fa 5-2. Rocco, Billeci, diamo una mano Alessio, diamo una mano. Adesso ci crede il Partinico Audace, che nonostante i 3 gol di scarto vogliono evitare di mollare Fiore. Tarantino, palla perfetta per Busardo, che posizione regolare. Busardo la controlla, Busardo calcia, poi tocco morbido, perfetto per Busardo, si scrive anche lui sul tabellino dei marcatori. Che gol, ma soprattutto che palla, il lancio di Tarantino, ed è 6-2 il risultato. Allontanato i fantasmi l'Athletic dopo aver preso questi 2 gol in maniera abbastanza leggera. Adesso invece si riporta con il passivo di 4 gol di distanza ed è 6-2 il risultato. Segna anche Busardo, che dalla panchina subentra e lo fa benissimo. Poi conclusione direttamente sulla porta con Di Martino molto tranquillo, fa un salto ma aveva già battezzato fuori. Panzeri ci aveva provato con questo tiro direttamente dal calcio di inizio dopo il tocco di Garufi, nulla da fare però. Palla lunga, Busardo la controlla, poi Scardina lo tallona un po', fa un buon lavoro l'attaccante, anticipato invece di Giovanni, poi contrasto di Corsino, la tocca lì, la lascia anzi di Giovanni, poi la tocca Viola, mette tutti d'accordo. Minuto 84 della partita, mancano 6 minuti, poi qualcosina da recuperare, che sarà triplice fischio con l'Athletic Club Palermo che salirà a quota 19 in classifica. Di Giovanni, sterzata, si gira, carica il destro, conclusione da fuori. Rizzo blocca direttamente in 2 tempi, poi si appoggia da Capitan Noto che cambia gioco, lo giudice. Scardina va incontro ormai in questo secondo tempo, l'abbiamo visto arretrare moltissimo la sua posizione, con Garufi ormai fare come attaccante. Per è stata più una giocata degli ultimi minuti, perché in realtà Garufi prima era più sul centrocampo.
Tanto Bileci apre per Scagno, autore del primo dei interventi irregolari che hanno poi dato il calcio di rigore alle parti di Caudaci. Intanto si confonde un po' l'Atletico, ma riesce comunque a recuperare il pallone con Bileci. Alessi. Tocco su Busardo, palla perfetta per Tarantino che può attaccare la porta. Tarantino può crossare, scontro fisico, rientra ma non riesce a trovare le tre persone in mezzo. Poi palla su Caccamo con trasto di Billeci che è anche un po' galvanizzato dopo il gol. Tarantino con le mani si appoggia questa volta dietro, Fiore. Poi Tarantino prova un tacco molto complicato. Drammani Scalco, rimessa anche qui un po' rivedibile. Scardina allarga molto bene dalle parti di Longo che può attaccare la difesa. Longo sfida in dribbling Lanza, poi con il tacco sulla posizione di Lo Giudice, va sul fondo, può crossare, cerca il traversone in mezzo, fermato da Martino. Questa volta accompagna verso l'esterno il suo avversario, infatti non gli permette di crossare. Sarà dunque calcio d'angolo per Partini Caudace, minuto 86 di gioco. Mancano 4 minuti e mezzo, anzi 3 e mezzo. Non salgono nemmeno tutti, Maniscalco rimane giù, così come Noto, così come Viola. Su battuta corta, fuori l'area con Scardina che guarda e cerca la conclusione. Blocca Cesare Di Martino con tantissima attenzione. Minuto 87, mancano 3 minuti di gioco, poi ricordiamo il recupero, e poi sarà triplice fischio. Tarantino la tocca, poi Alessi mangia col sinistro, cerca l'ennesimo dribbling, Caccamo lo ferma, poi scivolata da dietro. Adesso c'è cartellino non per il direttore di gara, commette fallo su Marino, anche un po' rimproverato dalla panchina per l'intervento, ma soprattutto per giocare palla anche un po' prima. Poi in mezzo a due si scontrano Scagno e il compagno, chiede subito scusa, infatti ad Alessi si sono scontrati perché Scagno era andato praticamente come un treno sul pallone. In realtà la palla è stata toccata dal giocatore del Partito Caudace e poi ha travolto il compagno. Fortunatamente tutto ok, si riparte quindi con una rimessa laterale con Maniscalco che va con le mani, si avvicina il compagno, serve invece Panzeri, finta di crossare, cerca di saltare, poi Corsino che lo accompagna all'uscita, guadagna anche la rimessa, anche per lui un ottimo ingresso per Nicolò Corsino, giocatore che dà tanta corsa, anche quantità a centrocampo. Ce l'hai, bravo. Martino allarga dalle parti di Lanza che tanto spazio davanti a sé, vede Di Giovanni, prova a servirlo ma sbaglia, poi sempre Lanza prova a fare vedere il fisico, si gira 2 volte, viene fermato da Scardina, poi prende forse anche una manata, chiede scusa immediatamente Scardina, probabilmente ha sbracciato, un tentativo di guadagnare posizione. Minuto 89 di gioco, però è calcio di punizione per il Partito Caudace, dunque fallo da parte di Lanza, che però poi ha avuto anche la peggio con una manata involontaria. Sì, bravo Salvo, bravo. Scardina, suola, Sì, piano piano, a metà, va bene qua, ora. Maniscalco, Ok, va bene. Piano Rocco, palla centrale, Rocco. non ne pressa l'Atletico, poi palla lunga a cercare Longo che può arrivare in anticipo, cerca di saltare Martino che si mette davanti con il fisico, poi tocca la palla, casca giù Martino, calcio di punizione. Qui tutta l'esperienza di Samuele Martino che è andato giù dopo aver sentito il tocco da parte dell'avversario. Calcio di punizione, rifiata l'Atletico, risultato di 6-2. Siamo arrivati adesso al 90°, ma bisogna capire quanti minuti di recupero ci saranno. Intanto controllo di Garuffi, spalla alla porta, prova a girarsi, ma deve fare i conti con Corsino che allarga da Di Giovanni. Si appoggia, Billeci, sbaglia il controllo, Marino lo ferma, poi ripartire
il Partinico Audace. Nel frattempo ha preso una brutta botta qui Lanza, perché tanto sangue dopo il contesto precedente, tanto conclusione da fuori con l'esterno da parte di Marino, 3 minuti di recupero. Nel frattempo sta cercando la medica, sta medicando Lanza, ha preso una botta all'altezza della bocca, c'è tanto sangue per lui. Speriamo che sia tutto ok. Nel frattempo pallone velenoso quasi perso dalla difesa di casa, poi pressione di Scanio, va in avanti invece Scardina, contrastato da Corsino, supera in questo contrasto, poi Caccamo, le finte di Tarantino che va sull'uomo, poi pressione molto alta, adesso si è rialzato un po' il ritmo del gioco, Fiore esce molto bene, poi scarica con la punta su Alessi che può rientrare, Alessi, doppio passo sinistro, Alessi taglia per il compagno, poi Busardo lascia sempre per Alessi che va sul sinistro, può calciare Alessi, miracolo per Busardo, la attraversa addirittura dopo la parata di Rizzo, però che azione per il 7° gol dell'Athletic al minuto 91, mancano 2 minuti di gioco, ma il 7° gol stava arrivando, Alessi aveva saltato tutti, invece Rizzo non la tocca, dunque traversa soltanto per Busardo che da posizione ravvicinata, seppure molto defilata, non riesce a trovare la doppietta personale, la seconda gioia della sua giornata. Scardina, lancio direttamente dalle parti di Longo, aggancio delizioso, poi va sulla velocità, Longo calcia, la parata di Di Martino perfetta, rimane in piedi fino all'ultimo, poi Garufi lotta, ma Corsino gli stradica il pallone, poi il contrasto con Scardina che è salito in cattedra in questo secondo tempo, anche complice la posizione, poi Caccamo calcia sul primo molto male, poteva calciare sul palo lontano, non l'ha fatto Caccamo. Nel frattempo Lanza viene chiamato ad uscire, dunque sì, rimane probabilmente in 10 uomini, ma manca chiaramente pochissimo, manca soltanto 50 secondi al termine della partita. Ha preso una botta alla bocca, tanto sangue per il numero 2 che lascia quindi il terreno di gioco, però tutto ok, comunque sembrerebbe essere tutto ok, ci auguriamo che possa poi continuare la partita, manca veramente pochissimo. Busardo intanto dunque 10 contro 11 termina la partita, l'Athletic Club Palermo non per un'espulsione ma per un infortunio per Lanza, un infortunio o meglio un taglio all'altezza della bocca che non gli consente di continuare la partita, manca veramente pochissimo e dunque inferiorità numerica con Di Giovanni, ritmi adesso bassissimi, allarga per il compagno ma va bene così, dopo 93 minuti vince ancora l'Athletic Club Palermo, questa volta con il risultato di 6-2 contro il Partinico Audace e vola a quota 19 punti in classifica. Rimane invece a quota 6 il Partinico Audace che ha fatto un grande primo tempo, poi però qualcosa non ha funzionato nel secondo e la goleada dei padroni di casa è arrivata. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio.